Un'interessante iniziativa che il Soroptimis sposa insieme alla Banca d'Italia con momenti importanti per una giusta informazione ed educazione finanziaria. Sì, diciamo che questa iniziativa fa parte di un progetto nazionale che è l'educazione finanziaria per le donne, in particolare quello nostro è rivolto a donne in condizioni di fragilità, lo abbiamo concepito nell'ambito del nostro club, adesso lo presentiamo ufficialmente in questa iniziativa a tutte le donne, lo facciamo con Banca d'Italia perché il protocollo d'intesa nasce insieme a Banca d'Italia che ci ospita in questa sede prestigiosa e poi sarà un momento anche per tutte noi donne per riflettere su quello che significa educazione finanziaria, su quanto sia necessario approfondirla per noi stesse, ma anche perché poi alla fine siamo noi donne che molto spesso abbiamo la gestione del patrimonio della famiglia e allora da questa giornata scaturiranno consigli e conoscenze che potranno aiutare tutte. Questo è il preludio di una serie di iniziative che tra giorni effettuerete come Soroptimi da Cicento anche alla presenza del vostro Presidente nazionale. Sì, avremo l'onore di avere la nostra Presidente nazionale nell'ambito di una iniziativa importantissima che avremo il 31 e l'1. Celebreremo i 25 anni della fondazione del nostro club qui ad Agrigento e quindi in quell'occasione avremo amiche che verranno da tutta Italia, la nostra Presidente nazionale, inaugureremo una mostra, la mostra del 25ennale presso l'Archivio di Stato che celebrerà i 25 anni della nostra storia e ringraziamo per questo la dottoressa Rossana Florio che si è adoperata per tramite l'Archivio di Stato fare grande questo nostro appuntamento e poi insomma avremo anche l'indomani un altro momento importante che verrà ospitato a Romodia, l'Interclub a cui parteciperanno tutti i club della Sicilia, un momento di confronto, ma in tutto questo sarà un momento di grande amicizia e di grande possibilità di conoscere le bellezze della nostra città che non faremo chiaramente, non lasceremo nascoste ai nostri ospiti. Un'interessante iniziativa, Le Donne Contano, un progetto di educazione finanziaria della Banca d'Italia a cui partecipano diverse associazioni, per cui Soroptimis di Agrigento. Infatti questa è un'iniziativa che Banca d'Italia ha avviato da diversi anni e ha individuato proprio il Soroptimis come associazione femminile che facesse un po' da volano per raggiungere quante più donne possibili. Quindi oggi lo presentiamo il progetto del Soroptimis di Agrigento. Quali sono i temi principalmente trattati durante questa relazione? Oggi ci occuperemo di pianificazione finanziaria, però ci sono temi come l'indebitamento, il conto corrente, la moneta bancaria, insomma ci sono altre tematiche che pure vengono affrontate durante questo tipo di corso. La Banca d'Italia è sempre attenta e vicina, diciamo, ai cittadini anche in questo tipo di iniziative. Ecco, quanto sono importanti, direttrice? Io direi che sono molto importanti perché il punto di partenza è una scarsa alfabetizzazione finanziaria della popolazione italiana. Quindi, diciamo, questa attività che comunque Banca d'Italia ha cominciato nel 2007, quindi non ieri, è un'attività molto importante, soprattutto le attività che facciamo nei confronti dei giovani, quindi delle scuole, ma anche da qualche anno nei confronti degli adulti un po' più svantaggiati o vulnerabili. Poi fate sempre una tentazione di controllo verso i settori finanziari, le aziende, insomma un po' tutto il mercato finanziario? Sì, tra le nostre attività c'è appunto la vigilanza sul sistema bancario e finanziario, proprio nell'ambito di questa attività, cioè quindi con l'attenzione che dobbiamo come organo di vigilanza alla tutela appunto del consumatore finale, che appunto è stata avviata questa attività di educazione finanziaria perché in questa maniera l'utente finale è messo in grado di fare delle scelte consapevoli e anche di scegliere quanto bancario. Anche verso le banche, le istituzioni, attenzione ai depositi, ai risparmi. L'attività di vigilanza naturalmente comporta un'attenzione alla sana e prudente gestione delle banche, quindi alla organizzazione e a tanti altri aspetti. Uno di questi aspetti è appunto questa della trasparenza bancaria, cioè della necessità che appunto si sente di far sì che appunto le condizioni vengano illustrate in maniera più chiara.
leggere le condizioni per il quindi sono due azioni che si completano a vicenda. Come donna il Sor Optimis oggi partecipa a questa iniziativa, tra l'altro lei rappresenta le istituzioni, lei è assessore al bilancio al Comune di Agrigento. Sì, come donna effettivamente io da tantissimi anni che mi occupo di finanza al Comune di Agrigento e posso dire che è una branca che mi ha sempre affascinato. È una branca che oltre alla conoscenza che ho acquisita nel tempo e negli anni mi ha stimolato la curiosità soprattutto di andare sempre avanti, di conoscere sempre più cose e questo mi ha aiutato tantissimo nel mio lavoro, per cui l'attività che svolgo è un'attività che porta avanti le sorti dell'ente e speriamo di migliorarli sempre, approfondendo ancora di più le conoscenze che sono nel mio campo. Ecco, di solito gli assessori insomma, sono sempre figure maschili, insomma lei invece è una donna da anni attenta sempre a queste tematiche, ma quanto è difficile nel caso nostro amministrare la nostra città? Amministrare la nostra città non è facile perché è un bilancio diciamo piuttosto ristretto, le entrate sono sempre poche, le uscite e le aspettative della cittadinanza sono tante e anche l'amministrazione vorrebbe dare sempre di più, però le risorse sono quelle che sono e quindi ci dobbiamo muovere secondo gli equilibri di bilancio. Io sono una donna effettivamente che ho sempre lavorato in questo campo, ma sono anche una mamma che ha portato avanti la famiglia, una mamma di 4 figli, una nonna di 5 nipoti, per cui è un'attività, è un lavoro, anche qualsiasi altro lavoro che si può fare tranquillamente, basta crederci e amarlo.